Caterina nacque a Genova, una città affacciata sul mare, in una famiglia nobile e potente. Fin da piccola sentì una profonda chiamata religiosa, un desiderio ardente di dedicare la sua vita a Dio. Sua sorella maggiore, già monaca, era il suo esempio e Caterina sognava di seguire le sue orme. Ma la vita aveva in serbo un destino diverso per lei. A 13 anni desiderava entrare in convento, ma le fu detto che era troppo giovane. Poco tempo dopo, la sua famiglia organizzò un matrimonio per lei con Giuliano, un uomo proveniente da un'altra famiglia importante, ma decaduta. Era un matrimonio politico, una scelta obbligata per rafforzare le alleanze familiari. Caterina, costretta a sposare Giuliano, non era felice. Giuliano era un uomo indisciplinato e amante dei piaceri. Caterina, bella, intelligente e profondamente devota, non trovava conforto in lui. Nei primi anni del loro matrimonio, Giuliano era spesso lontano da casa, lasciandola sola e depressa. Per cercare di alleviare il suo dolore, Caterina partecipava alla vita sociale della città, ma nulla riusciva a colmare il vuoto che sentiva dentro di sé. Un giorno, mentre pregava in una chiesa sulla costa, Caterina sentì un amore divino avvolgerla completamente. Fu un momento di profonda rivelazione. Sentì la chiamata di Dio con una forza tale che la cambiò per sempre. Decise di dedicare la sua vita agli altri, iniziando a prendersi cura dei malati e dei poveri della città. Insieme a Giuliano, che finalmente aveva trovato la sua strada nella fede, si trasferì in una piccola casa in un quartiere povero di Genova. Vivevano come fratello e sorella, dedicando le loro energie all'assistenza dei malati. Caterina era un'infermiera devota e abile, conosciuta per la sua compassione e la sua instancabile dedizione. Durante una terribile epidemia di peste, molti abitanti di Genova morirono, ma Caterina continuò a curare i malati, rischiando la sua stessa vita. Nonostante le difficoltà, la fede di Caterina non vacillò mai. Le sue preghiere e il suo amore per Dio la guidavano in ogni azione. Anche quando la sua salute peggiorò e fu costretta a dimettersi dal suo incarico di direttrice dell'ospedale, continuò a vivere con Giuliano nello stesso edificio, dedicando ogni momento della sua vita al servizio degli altri. Alla morte di Giuliano, Caterina mostrò una straordinaria gentilezza e generosità verso la figlia illegittima di lui, assicurandosi che non le mancasse mai nulla. Continuò la sua missione di cura e assistenza, scrivendo anche opere spirituali che riflettevano la profondità del suo amore per Dio. Le sue opere, sebbene complesse, erano una testimonianza della sua santità e del suo profondo legame con il divino. Caterina morì dopo una lunga malattia, ma la sua eredità di amore e dedizione continuò a vivere. Fu beatificata e canonizzata, riconosciuta come santa per la sua straordinaria vita di fede e servizio. Il suo spirito continua a ispirare chiunque conosca la sua storia. Una storia di sacrificio, amore e devozione che risuona attraverso i secoli. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici.
La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.